Ci stiamo avvicinando alle elezioni, ma ancora non c'è niente di concreto a Favara. Sicilia Vera come si pone? Noi intanto vorremmo chiarire stamattina che non siamo una lista civica, ma siamo un partito, un movimento che è nato il 31 di marzo a Caltagirone, che ha un progetto politico di istruzione di questa regione siciliana, questo modello di governo regionale che non ci piace. Non ci piacciono tutte le persone burocratiche, il nostro movimento è contro tutte le mafie della burocrazia, della sanità, la mafia della casta politica e tutte quelle persone che non facendo il loro dovere rischiano di non portare avanti alcune riforme che la Sicilia ha bisogno. Per quanto riguarda il comune di Favara, noi riteniamo che il prossimo candidato sindaco debba essere in discontinuità rispetto alla politica portata avanti dall'ex sindaco Russello, che sia una persona al di sopra dei partiti ma che abbia un'esperienza politica. Spero che l'onorevole Bosco riesca a costituire un tavolo di trattativa attorno al quale possiamo iniziare a ragionare. Per quanto ci riguarda, Sicilia Vera avrà una sua lista per il rinnovo del Consiglio Comunale. Siamo pronti ad andare da soli nel momento in cui nessuno è disponibile ad accettare su alcuni grandi temi, alcuni momenti di confronto.